Mamma e figlia di 16 anni di Volpago del Montello nell'inferno di Santo Domingo, dove il rogo in un resort di lusso ha provocato la morte di una turista di Caserta e scatenato il panico. Il rientro nel pomeriggio, il loro racconto ai nostri microfoni. Colpo in pieno giorno questa mattina a Tezze di Vazzola con un ladro che è piombato letteralmente addosso al proprietario di casa. L'uomo, un 68enne, è stato anche minacciato con un cacciavite. Condizioni sempre più gravi per la bimba di 10 anni ferita con la sorellina di 8 nello schianto in auto di ieri a Fagare di San Biagio, indagata la mamma al volante, così come l'autista del tir. La polizia ha identificato i responsabili della gara clandestina notturna di auto che aveva creato preoccupazione tra i residenti di San Liberale a Treviso. Si tratta di 2 ventenni. Alex Marangon, la famiglia chiede che non si proceda all'archiviazione dell'ipotesi di omicidio, anche in base alle uniche frasi pronunciate dallo sciamano trevigiano nei giorni delle ricerche. All'indomani della dispensa dei voti religiosi siamo andati a trovare madre Aline e le consorelle a San Vendemiano per vedere cosa cambia per loro questa decisione. Un'altra giornata di festa e memoria alla Dunata Triveneta degli Alpini a Gemona del Friuli, le voci e i racconti dal paese alle 20:30, nuova diretta con i nostri inviati e domani dalle 7:15 la sfilata delle penne nere. Nel pomeriggio il centro storico di Treviso si è animato tra musica e colori, oltre 2000 i partecipanti al Pride 2026. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione dei nostri telegiornali il racconto di madre e figlia di Volpago del Montello che sono rientrate nel pomeriggio dall'inferno di Santo Domingo, testimoni del rogo che è costato la vita in un resort di lusso a una turista italiana. Il loro racconto è davvero scioccante. Tanta paura, tanta. Le immagini sono impressionanti. L'immagine impressionante, sembrava un film di horror. Il fuoco, come si vedeva, un film di horror. Aide Cervantes, 49 anni, originaria dell'Ecuador, racconta così l'inferno vissuto nel resort di Santo Domingo, divorato da un vasto incendio. Per lei, in vacanza con la cugina, la figlia Isabella di 16 anni e una sua amica, doveva essere l'ultimo giorno nella struttura prima del rientro a Volpago del Montello, dove vivono. Aide si accorge delle fiamme per caso quando apre la finestra per arieggiare la stanza. Si è sparso tutto in un attimo, si è bruciata quasi tutta la struttura. In quel momento ero anche incredula, non riuscivo a realizzare bene cosa stava succedendo. Intanto le fiamme continuano ad estendersi. In questo video si avverta l'esplosione delle bombole da uno dei ristoranti del resort. Intorno a loro turisti e famiglie in fuga, confusione e paura. Un'animatrice ci ha gridato: ragazze, uscite, lasciate tutto lì, uscite, venite verso il mare. Però noi invece, visto che avevamo anche già le valigie pronte per fare il check-out, per tornare in aeroporto, allora noi abbiamo preso le valigie e siamo andati verso l'uscita per vedere se riuscivamo a fare anche il check-out. Però abbiamo visto anche le fiamme che stavano arrivando. Noi non abbiamo fatto check-out, abbiamo preso le valigie, siamo andati fuori dalla struttura, abbiamo preso un taxi e siamo andati in aeroporto direttamente, senza far niente. Abbiamo visto tanta gente senza le valigie, passaporti bruciati, senza niente, in costume sono arrivati in aeroporto senza valigie, gente che piangeva, cioè veramente traumatico. Verso momenti di terrore quando mamma e figlia non riescono a ritrovarsi separate dalle migliaia di persone. Momenti di panico, anche perché le ragazze mi si erano persi, erano andati verso il mare perché le dicevano tutti andate verso il mare, però io dicevo, cioè, al mare come? Se nel mare ci sono tutti i chioschetti di paglia. Paura ne ho avuta tantissima, soprattutto quando avevo perso mia mamma e mia zia ed ero con la mia amica e non riuscivamo a trovarle, anche perché c'era un ammasso di gente in spiaggia, tutto il fumo, puzzava tanto da fumo e quindi non sapevamo appunto dove andare. In quel momento c'era un po' di panico. Abbiamo avuto paura, sì, di non riuscire ad uscire dalla struttura. A bordo di quel taxi le 4 donne riescono a raggiungere la salvezza e l'aeroporto che le riporterà 10 ore dopo in Italia. Intanto ad attenderla a Volpago Stefano, marito di Aide e papà di Isabella, che ha saputo in tempo reale dell'incendio mentre era in videochiamata con la moglie. Quando da un momento all'altro mi dice: mamma mia, c'è un incendio dietro di me, mi ha fatto vedere questa colonna enorme di fumo, al che le ho detto: per cortesia mettiti al sicuro, metti in sicuro
nostra figlia e le persone che erano con loro, e dopo ci sentiamo. Certo che sono stati momenti di vero terrore. Quando è arrivata la chiamata che erano sane e salve? Sicuramente il cuore batteva un po' più del solito. Colpo in pieno giorno questa mattina a Tezze di Vazzola, con un ladro che è piombato letteralmente addosso al proprietario di casa, intervenuto perché allertato dal sistema di allarme. L'uomo, un 68enne, è stato anche minacciato con un cacciavite. Il comando era composto da 3 soggetti travisati che se la sono presa anche con il cane della famiglia. Ai nostri microfoni la figlia della vittima. Un colpo secco alla telecamera puntata sull'abitazione, poi il raid in pieno giorno alle 9:30 del mattino. Siamo in Borgo Cristo, a Tezze di Vazzola. A entrare in azione nella casa della famiglia Buosi è un comando composto da 3 uomini travisati. Uno resta in auto, gli altri 2 scavalcano la recinzione, prima però spruzzano dello spray addosso al cane Rico, cercando così di stordirlo. I malviventi fanno irruzione nell'abitazione, in quel momento all'interno non c'è nessuno, mettono a soqquadro la camera della figlia Annalisa, creando il caos. Non sanno che nel frattempo si è però attivato l'allarme con la notifica che appare sul telefonino del proprietario, il signor Arnaldo, 68 anni, che in quel momento si trova in piazza. Non ci pensa 2 volte Arnaldo e rientra a casa. Lo attende un faccia a faccia concitato ad altissimo rischio. È stato bravo perché ha provato a fermarne uno dei 2. Da quanto appunto abbiamo intuito, il ladro ha provato a scavalcare di nuovo il cancello per uscire e è caduto proprio addosso a mio padre. Suo papà è stato minacciato con un cacciavite. Sì, purtroppo sì. Abbiamo la fortuna che non è stato inflitto nessun colpo, benché fosse un cacciavite comunque il danno lo avrebbe fatto. Si presume sia lo stesso strumento usato anche per appunto aprire la finestra, per entrare. Grazie a Dio insomma si è fermato, credo veramente a poca distanza da mio padre, questo cacciavite, e poi sono veramente fuggiti ad una velocità folle. Una fuga pericolosa a bordo di una BMW grigia, proseguita poi nella zona di Rai, con il 68enne che trova la forza anche di contattare il 112. In Borgo Cristo arrivano operatori del SUEM 118 e i carabinieri. Attualmente è in pronto soccorso, lui difficilmente si lamenta, ma in realtà sì, sappiamo che purtroppo la situazione non è proprio così rosea come lui fa vedere. Quindi ha diverse botte sicuramente, non sappiamo ancora se c'è qualcosa di rotto. In attesa del ritorno a casa del signor Buosi, la mente di tanti a Vazzola come altrove corre al recente furto perpetrato in casa dell'ex moglie di Riccardo Szumski a Santa Lucia di Piave, con la donna minacciata dai ladri con un manganello. La storia sembra ripetersi, resta l'inquietudine. E spero davvero non ricapiti e che davvero la situazione per mio papà si stabilizzi, che stia bene. Soprattutto il nostro pensiero va sicuramente a lui, che è stato comunque bravissimo. Versa in condizioni estremamente critiche la bimba di 10 anni coinvolta ieri in un terribile incidente stradale sulla Postumia a Fagarè di San Biagio di Callalta. La prognosi è riservata. La bimba con la sorellina di 8 anni viaggiava nell'auto guidata dalla mamma, una 34enne di origini straniere. La sua auto è andata infatti a schiantarsi contro un mezzo pesante dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia. Attualmente sia la donna che l'autista sono indagati per lesioni stradali con i mezzi posti sotto sequestro. In particolare la Polizia Locale di San Biagio, oltre a sentire i testimoni, si sta concentrando sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza, cinture e seggiolini per intenderci.
A Zero Branco si attende ancora la data di funerali di Giacomo Gobbo, il 19enne morto tragicamente nei giorni scorsi nello schianto tra la sua moto e un trattore. Il ragazzo è stato ricordato anche ieri sera nel parco di Villa Guidini, gremito per il concerto di Tony Pitoni. Prima dell'esibizione cui hanno assistito 10.000 persone, la foto del giovane è comparsa più volte sugli schermi del palco. Giacomo era un suo grande fan, è stato un momento di grande emozione e commozione per tutti quelli che lo conoscevano, afferma il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto. Giacomo Gobbo è stato poi ricordato anche nella mattinata al torneo di calcio a 5 organizzato dal gruppo dell'AIL di Zero Branco. Vedete le immagini, un mazzo di fiori è stato deposto su una panchina del campo di calcio dove il giovane era cresciuto, osservato poi un minuto di silenzio. La polizia, sempre per la cronaca, ha identificato i responsabili della gara clandestina notturna di auto che aveva creato non poca preoccupazione tra i residenti di San Liberale a Treviso. Si tratta di due ventenni. È stato proprio questo video girato da un residente di San Liberale a consentire agli agenti della squadra mobile di Treviso di identificare i presunti responsabili della gara clandestina che aveva creato preoccupazione tra i residenti del quartiere. Si tratta di due ragazzi italiani, classe 2006, residenti in città, aggravati da precedenti di polizia per reati commessi quando erano ancora minorenni. Fondamentali per le indagini anche le immagini delle telecamere cittadine e le dichiarazioni di alcuni testimoni. Come documenta il filmato amatoriale, a gareggiare una BMW nera e una Ford Fiesta bianca che intorno alla mezzanotte del 13 giugno si sono affiancate lungo il largo tra Venezie e dopo il conto alla rovescia sono partite a tutta velocità in una pericolosissima sfida tra incroci e attraversamenti pedonali, affrontando anche contromano una rotatoria fino a raggiungere strada Feltrina. Ai due conducenti è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione e sono stati entrambi denunciati per aver violato il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore e sanzionati per varie violazioni del codice della strada, tra cui eccesso di velocità, guida in contromano e sorpasso lungo strada con linea continua. In pochi giorni la Polizia di Stato ha individuato e denunciato i responsabili della gara automobilistica. Episodi come questo, ha dichiarato il questore di Treviso Alessandra Simone, meritano una risposta immediata a tutela della sicurezza e tranquillità dei cittadini trevigiani. Schianto fra due auto questa mattina in via Matteotti a Cornuda poco dopo le 11. Una delle due vetture nell'impatto si è ribaltata su un fianco. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Montebelluna ha provveduto a prestare soccorso e a liberare dall'auto uno dei due conducenti che era rimasto intrappolato. Sul posto SUEM 118 e carabinieri. Resta ricoverato in prognosi riservata al cafoncello di Treviso Enrico Renosto, colto da malore giovedì pomeriggio nella sua abitazione di via Ronchese. Per l'ex consigliere comunale, 47 anni, ci sono dei piccoli segnali che fanno ben sperare. La TAC, come l'elettroencefalogramma a cui è stato sottoposto in giornata, hanno dato esito positivo, ma sarà necessario aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione e sciogliere la prognosi. Il caso di Alex Marangon, il giallo dell'abbazia di Vidor, 2 anni dopo, la famiglia chiede che le indagini proseguano e non si proceda all'archiviazione dell'ipotesi di omicidio, e questo anche in base alle uniche frasi pronunciate dallo sciamano trevigiano Zuin nei giorni delle ricerche. Dopo tanto tempo tutti quanti noi speravamo che Alex tornasse e dicesse: oh, vi ho fatto un pezzo di scherzo, sono vivo. La versione purtroppo la più ovvia, che è la più brutta di tutte, è che Alex abbia fatto veramente un tuffo gigante dal Belvedere. È uno dei passaggi contenuti nell'unica conversazione che la famiglia di Alex Marangon ha avuto con Andrea Zuin, lo sciamano che insieme alla compagna Tatiana Marchetto organizzava le serate all'abbazia di Vidor.
La conversazione risale alla mattina del 2 luglio 2024. In quel momento Alex risultava ancora disperso. Il suo corpo senza vita sarebbe stato ritrovato soltanto molte ore più tardi, nel pomeriggio. A 2 anni dalla morte del giovane di Marcon, la procura di Treviso pronta ad archiviare il fascicolo per omicidio. La famiglia Marangon, tuttavia, continua a sostenere una ricostruzione diversa dei fatti. Stavamo ancora cercandolo. Quindi cosa sono vivo, quindi sapeva benissimo che era morto. Già che era morto, perché se no uno dice sono tornato, uno non dice sono vivo. L'appello alla procura. Vogliono chiudere, sì, ma chiudere come? E chiudere secondo me nel modo più facile possibile, senza per me avere indagato a fondo. I genitori ritengono, come da alcuni elementi delle perizie medico-legali, che le ferite riportate da Alex indichino chiaramente un'aggressione precedente al ritrovamento. Quindi loro sapevano già cosa era successo. Un'altra anomalia di quell'intervista è che dice: l'abbiamo cercato ovunque, di qua, di là, ma se sei certo che si è tuffato lo cercherai sotto. Ho sentito un grido e un tonfo, ma il tonfo non era di acqua, era come, e tra il grido e il tonfo hanno detto che non c'era spazio per una caduta in acqua. Zuin, la compagna Tatiana Marchetto, i 2 curanderos colombiani presenti alla serata e la proprietaria dell'abbazia risultano indagati in un altro filone dell'inchiesta. In questo caso la procura procede per ipotesi di reato legate alla cessione di sostanze stupefacenti e alla morte come conseguenza di altro reato. Alex merita la verità, si merita la giustizia e non è giusto che queste persone la passano liscia e che queste persone sono 2 anni che vivono la loro vita liberi e senza rimorsi di coscienza sicuramente, mentre noi siamo 2 anni che viviamo senza Alex, senza il suo sorriso. Non stiamo più vivendo. Col suo ricordo. Stiamo solo sopravvivendo, cercando di dare giustizia a Alex. Sempre per la cronaca, incendio nel pomeriggio in zona Loria, in un allevamento di conigli. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla copertura. Immediato l'allarme, sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco e Treviso supportati dai volontari di Asolo. I conigli morti nel rogo sarebbero centinaia. Avvisati anche i servizi sanitari dell'ULSS 2 per tutte le procedure di rito. Un 18enne incensurato e un 21enne già noto alle forze dell'ordine, entrambi residenti in provincia di Treviso, sono stati arrestati al termine di un'operazione antidroga dei carabinieri di paese. Le perquisizioni personali e domiciliari condotte con il nucleo cinofili di Torreglia hanno portato al sequestro di 584 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte alla vendita, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e 3.230 euro in contanti ritenuti provento della attività di spaccio e 2 telefoni cellulari. Voltiamo decisamente pagina all'indomani della dispensa dei voti religiosi con la concessione dell'indulto. Siamo andati a trovare madre Aline e le consorelle ribelli a San Vendemiano per vedere cosa cambia per loro e quale sarà il loro destino. Le ha incontrate per noi Elena Dal Forno. La grande villa che un benefattore ha concesso nell'aprile dello scorso anno alle 12 consorelle fuggite dal monastero di clausura di Vittorio Veneto è un giardino incantato dove si respira benessere e felicità. Felicità che oggi è anche libertà. La notifica dalla dispensa dai voti da parte del Dicastero della Vita Consacrata di Roma, arrivata proprio nel giorno dei Santi Giacomo e Protasio, rende di fatto queste donne libere cittadine sottratte alla giurisdizione ecclesiastica. Noi siamo libere e quindi come libere possiamo sposarci, possiamo fare una vita. Invece la nostra scelta è sempre quella di seguire Gesù e di continuare a dare la nostra vita e il nostro contributo per i fratelli e le sorelle bisognosi. Grazie alla fondazione di un'associazione di terzo settore che si chiama 100 volte Melius, nella villa si producono e si vendono succo di aloe in purezza, miele ed oli essenziali. La madre ha aperto anche profili social e ha un grande seguito, ma non dimentica il male subito e le cause penali proseguono. La causa penale è in andamento, quindi sì, ci sono, è più di una e speriamo che vada avanti.
Ha fiducia nella giustizia? Beh, veramente ho fiducia in Gesù Cristo. Poi la giustizia è tutto nelle sue mani, farà lui quello che vuole. L'importante oggi per noi è che possiamo seguire la nostra vita in pace, in serenità. Quello è quello che vale. La comunità si è stretta attorno alle donne, rimaste sempre unite, questa è la loro vera prima forza, insieme al carisma di Madre Alin, che ha radunato benefattori e società civile intorno ad un progetto che vuole solo il bene, come il giardino terapeutico di prossima apertura. Con molta gioia posso dire che i nostri progetti stanno andando avanti e questo grazie a Dio e grazie a tanti aiuti che abbiamo ricevuto durante tutto quest'anno e sì, alle mie spalle stiamo costruendo questo giardino terapeutico che sarà dedicato a persone con depressione e ansietà. Ecco, e vogliamo aprire in modo gratuito per tutte le persone che hanno bisogno. Le suore si sono riprese anche i 2 cani, Benny e Sole, che erano rimasti a San Giacomo e oggi, come dicono loro, nulla cambia, ma almeno respirano. Vi siete liberate? Sì, penso proprio che finalmente è arrivato il momento tanto desiderato e quindi non si può che ringraziare Dio di tutto questo. Non possiamo non andare a Gemona del Friuli dal nostro Lucio Zanato con Simone Merlo per la parte tecnica. Lucio che ci aggiorna su questa Triveneta degli Alpini, domani il grande sfilamento. Che clima c'è a Gemona? Buonasera Lucio. Un clima, devo dire, di estrema allegria, divertimento, festa, calore. Io quello che cerco di trasmettervi dopo aver sentito i servizi della prima parte, dalla parte di cronaca, devo dirvi che ci vuole sentire questo potente messaggio che arriva dagli alpini. E allora intanto con Simone Merlo ci spostiamo perché vi facciamo vedere una Gemona che ci sta veramente riempendo di penne nere. Guardate quanta gente e quanta gente sta ancora arrivando, perché questa è la serata delle fanfare, è la serata dei cori, è la serata della musica, è la serata della gente e del divertimento, perché poi ci sarà la parte, diciamo, vera e propria. E allora, Cristiano, come vedi, come arriviamo, comincia la musica. Perché? Perché questa è l'essenza degli alpini e questa è l'essenza della Triveneta qui a Gemona. La giornata ha avuto anche dei momenti, diciamo così, di solennità, l'alzabandiera, il ricordo di Bertagnoli, Franco Bertagnoli, il presidente nazionale dell'ANA che organizzò quelli che furono gli 11 cantieri e poi naturalmente quello che poi diventò la protezione civile proprio legata all'esperienza degli alpini. Però come sentite questa è la vera essenza degli alpini. Allora io con queste note vi do appuntamento dalle 20:30 su Antena 3 per proseguire la serata. Vedremo insieme da una parte come sempre la parte diciamo istituzionale con la serata per ricordare e ringraziare le 15.000 alpini per le 61 sezioni che parteciparono a quell'evento, a quei 11 cantieri che ricostruirono o tentarono di costruire il Friuli. E questa sarà una parte, e poi la alterneremo continuando quello che abbiamo fatto nel corso di tutta la giornata, ovvero su strada raccontare questa Triveneta. E allora facciamo così. Siccome ieri sera tra l'altro abbiamo avuto anche, potremmo definire una specie di piccolo scoop, ovvero il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, che ha cantato con i suoi alpini, vediamo il servizio che è stato preparato dalla redazione e poi naturalmente in linea allo studio. Vi ricordo 20:30 si riprende qui sempre in diretta da Gemona e adesso il servizio. La festa comincia subito in musica nel sabato alpino della Triveneta di Gemona. D'altronde, musica e canti avevano scandito la serata del venerdì di apertura con un Sebastiano Favero davvero inedito. Viva gli alpini! Dai
Dai canti all'ufficialità per il numero 1 nazionale delle penne nere, perché nel sabato alpino la festa si intreccia con l'omaggio della memoria. Oggi si comincia come prevediamo e come prevede il nostro cerimoniale con l'alzabandiera, con l'onore ai caduti, e questo è il momento importante del ricordo della memoria. Dalle cerimonie a ricordo per le strade di Gemona, tra gli abbracci di chi si ritrova, il pensiero al 1976 all'Orcolat, il terremoto che vede gli alpini come sempre in prima linea per aiutare. Tirare sempre fuori gente o morta o anche ferita non era bello, però diciamo che l'età, sei giovane, sei spensierato, sei tutte quelle cose lì. E dopo le scosse erano 20-30 al giorno, era una roba, e dover lavorare sotto le macerie, nelle cantine, perché dopo qualcuno ci chiedeva anche di andare a tirare fuori o qualche bestia, qualche mucca che era nella stalla, non era semplice. È memoria anche uno dei simboli alpini, il mulo. Assenti a Genova per problemi burocratici, eccoli i 6 animali delle salmerie di Vittorio Veneto, un simbolo da mantenere, e per questo le penne nere hanno bisogno di tutti. Ne approfitto per lanciare un messaggio, perché se c'è qualcuno che ha piacere, che ha desiderio venire a darci una mano, noi siamo sempre pronti ad accogliere, perché ci servono persone, perché servono persone per accudirli, servono persone per accompagnarli, serve persone per sistemare le recinzioni, serve proprio tanto personale per questa attività qua. Appello anche ai giovani perché continuino a frequentare i campi scuola alpini. I giovani secondo me dovrebbero avvicinarsi anche a queste iniziative, che sono iniziative positive, iniziative che portano poi ad avere dei valori, ad avere degli obiettivi. Niente, l'invito è: venite con noi. Oh valore alpin, difendi sempre la frontiera e la sul confine, che è sempre alta la bandiera. E nel paese in festa capita anche che una giovane coppia di Gemona scelga di sposarsi proprio durante la dunata. Ha deciso di sposarsi il giorno in cui ci sono qua gli alpini, perché? Sì, per la festa, per festeggiare insieme a voi. Non è stato tanto comodo da parte anche del sindaco, no, perché oggi ci sono vari impegni, però questa era una bella data, abbiamo deciso. Quindi proprio avete deciso puntualmente in mezzo agli alpini. Ma poi cosa fate? Li invitate tutti a nozze questi qua? Non ce n'è abbastanza a casa per tutti. Evviva gli sposi! Evviva! Quindi ritorniamo in diretta da Gemona alle 20:30 questa sera e poi si riparte domani mattina alle 7:15 con lo sfidamento. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco.